Stiamo facendo degustare la tuma. Come si è arrivati a questo punto? Il latte è coagulato. Abbiamo messo l'acqua calda e il siero è venuto sopra e la tuma viene di. Ora la stiamo prendendo per farla degustare. Ora il siero lo mettiamo nella caldaia, si ci mette il latte e a una temperatura si ci mette l'acqua e viene la ricotta. Wow. Qui abbiamo la tuma, una bella tuma, bianca e splendida. La tuma com'è? Dopo la tuma abbiamo la ricotta. Ma sono davvero tantissime le persone. Qui ce ne sono persone. Ce ne sono molte persone, molte. Guarda che c'è. C'è una marea di persone, una marea. Ma quanto ama lei questa tradizione? Io l'amo tantissimo l'amo io. A me mi piace. Allora, veniamo da Cefalù, anche se non viviamo a Cefalù. È una bellissima manifestazione. Veniamo ogni anno perché sappiamo che le cose qui sono buonissime. Sono di origine di Pettineo, qua vicino, però abito a Cefalù da quando ero piccola e vengo qua ogni anno da quando c'è sta sagra. È bellissima e me li porto a casa nel contenitore. È bellissimo, ci vuole rivivere questi momenti anche perché sono tradizioni che non possono scomparire, anzi è un bene comune ed è bello proprio questo. Signora, buonasera, com'è questo piatto? Buonissimo. Lei da dove viene? Da Gangi. Per la prima volta o viene in tutte le edizioni? Siamo venuti in tutte le edizioni, solo un paio di anni non siamo venuti. Qual è la cosa più bella di questa serata? I sapori, il clima, la gente? Tutto. Cose naturali. I migliori prodotti. Complimenti, ho visto l'organizzazione dei quadri sistemate veramente in gamba. Complimenti per davvero a quelli che organizzano queste cose, veramente troppo bello. Adriano carissimo! E non si vede l'ora di gustare un prodotto del genere. Unici al mondo, di una bontà unica. Ciao a tutti da bella Sicilia. Cosa ne pensate delle immagini che avete visto, delle interviste che avete ascoltato? Lasciatelo scritto nei commenti. Seguiteci perché prossimamente il video dedicato alla preparazione della ricotta. Giustamente per nuove esperienze, per lavoro, per studiare, se ritornano a Castel di Ruggio non è un ripiego, anzi porteranno di nuovo a Castel di Ruggio il loro sapere, la loro cultura e quello che hanno imparato e vengono a trovare di nuovo i valori più importanti. Al secondo momento, dopo la guagliata c'è la tuma e come diceva il mio amico Placido, che è un nostro sostenitore, proprio che è amante di portare avanti questa tradizione, mi dicevo poco fa, ma io ho le prove perché ci parlo giornalmente e ogni anno ho la conferma. Suo figlio a 7 anni già faceva le provole, faceva i cavallini e faceva, diciamo, le colombine. Ed è questa la cosa bella, perché un papà si sente orgoglioso perché il proprio figlio porta avanti la tradizione. Ma giustamente anche loro poi cercano il sostegno della politica, delle istituzioni. E che noi non dobbiamo far sì che tutto ciò venga disperso, quindi ci mettiamo la forza, ci mettiamo la volontà, ci mettiamo la dedizione, ma suo figlio Giuseppe deve continuare a far sì che questa tradizione di Castel di Ruggio non venga mai dispersa. Solo così il futuro non potrà che essere un prosieguo di una tradizione millenaria. Bravo, sì, come dice Placido, deve essere così. E proprio dicevo poco fa, questa è la tuma ed è da questo prodotto nascono i cosiddetti murriti o le nostre provole. Quindi ecco. Quindi dalla tuma poi gli allevatori riescono a fare questi chiamati murriti, ma che sono i giocattoli di una volta dei ragazzini.
l'ho detto diverse volte, ma lo voglio confermare, perché nei tempi antichi purtroppo le esigenze familiari, l'economicità faceva sì che i ragazzi non avevano i giocattoli, e questi erano i giocattoli dei nostri antenati, dei loro figli. Quindi il papà, orgoglioso, la sera gli portava un cavallino, capisci bene che valore aveva quel cavallino. E da lì nasceva la passione per fare poi, per far sì che loro li facevano loro stessi. E li fanno i ragazzi che già fanno i cavallini e i colombini. E che è una tradizione bellissima, una tradizione che non la dobbiamo fare tramontare. Ed oggi tanti turisti, tanti presenti si stanno innamorando di questo. Certo. Tutto questo. Ma si innamorano perché le sagre, ce ne sono tante sagre, non voglio diminuire le altre, ma far sì che il turista possa vedere come succederà fra poco, come si realizza un cavallino o una colombina. Quello è proprio la nostra identità, la nostra tradizione, e dobbiamo far sì che non si perda. Io intanto comincio col dirle che questa è la 34esima edizione. Io, per mia fortuna, passione, sono in politica da moltissimi anni. Ero consigliere comunale quando è stata lanciata la prima edizione della Sagra Duca Scavalli, nel 91. Quindi questa l'ho vista, sono stato in maggioranza, all'opposizione, ma nel tempo l'ho vista crescere, trasformarsi, fino a diventare qualcosa di molto diverso rispetto a quando abbiamo iniziato, a diventare qualcosa che è sotto i vostri occhi, qualcosa di spettacolare, qualcosa che ormai ha un respiro regionale, diciamo. E speriamo che col tempo, noi ci auguriamo nei prossimi anni, non solo il prossimo anno, di poter dare pure qualche, diciamo, integrarla e farla diventare sempre più appetibile per chi vuole venire, più accogliente, e anche per un prodotto che ha bisogno di essere rilanciato, perché diciamo che nel settore della zootecnia eccetera eccetera ci sono momenti che sicuramente vivono di una crisi che si spera che col tempo possa essere risolta e possa riportare a rilanciare quelli che sono i prodotti caseari.